Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo ed umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio, vive, regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Insieme diciamo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso e, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e a una morte in croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Per noi Cristo si è fatto ubbidiente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò un nome che è al di sopra di ogni nome.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. Possiamo accomodarci. Abbiamo distribuito all'ingresso della Basilica il testo dove tutti quanti possiamo partecipare. Cronista, voce, la voce del Signore e poi la voce dell'Assemblea, dove tutti quanti parteciperemo insieme. In quel tempo, uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli Azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: Dove che prepariamo per te, perché tu possa mangiare? Andate in città da un tale, ditegli: il Maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i 12. Mentre mangiavano, disse: In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: Sono forse io, Signore? Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: Questa notte per tutti voi sarà motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore, saranno disperse le pecore del gregge, ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E, presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate, pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà.
Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: Dormite pure, riposatevi. Ecco, l'ora è vicina. E il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: Quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: Salve, Rabbì. E lo baciò. E Gesù gli disse: Amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora, come si compirebbe le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: Come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto tra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non lo trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono 2 che affermarono: Costui dirà, possono distruggere il Tempio di Dio. Il sommo sacerdote si alzò e disse: Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: Ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare? E quelli risposero. E reo di noi. Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo scaffeggiarono dicendo: Fai il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: Anche tu eri con Gesù, il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: Non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: Costui era con Gesù, il Nazareno. Ma egli negò di nuovo, giurando. Non conosco quell'uomo. Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: Infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare. Non conosco quell'uomo.
E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E, uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani dicendo: Ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero: Pensaci. Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato Campo di Sangue, fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: Sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: Tu lo dici. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato disse: Non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse: Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato Cristo? Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi? Quelli risposero. Chiese loro Pilato: Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo? Tutti risposero. Ed egli disse: Ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: Il suo sangue ricada su di noi, sui nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo.
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna. Costui è Gesù, il Re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi 2 ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: Lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: Ha salvato altri, non può salvare se stesso. È il Re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuoi bene. Ha detto infatti, sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani. Che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Essi avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì sedute di fronte alla tomba c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno dopo, dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, ed uno di loro disse: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: Avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete.
Essi andarono e per rendere sicura la tomba sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo iniziato la settimana più importante del nostro essere cristiani, giorni nei quali ripercorreremo la passione, morte e risurrezione di Cristo. Il nostro fondamento, la vita oltre la morte. L'augurio che faccio a me e a voi è di poter cogliere la bellezza di questa settimana santa. Lo dico con il sorriso. Questi riti, questi bellissimi riti, possono e devono diventare un punto di domanda sul nostro modo di vivere la fede in Cristo. Vedete, questi riti servono a noi per ricordarci chi siamo, da dove veniamo, che senso ha la nostra vita. E il crocifisso diventa, permettetemi, un punto di domanda sul nostro modo di essere e di vivere. Fare della vita un dono e un dono per gli altri. Allora l'augurio che faccio a me stesso e a tutti noi è di trovare del tempo in questi giorni. Molti sono anche ospiti della nostra isola per un periodo di vacanza. Vi invitiamo a celebrare con noi la Pasqua del Signore. Per noi la settimana santa, per noi di Grado, è una settimana importante, ricca di tanti appuntamenti. L'adorazione a Cristo e Eucaristia, dove ritrovarci insieme a contemplare quell'amore che diventa pane e far nostre quelle parole: veglia, stai con me. Mi piace mettere in evidenza la bellezza della preghiera serale. Oggi, domani e martedì celebreremo insieme in comunità il canto del Salmo 50, il Miserere. Lo faremo con passione, come sappiamo fare noi, ma per metterci alla presenza del Signore con la nostra vita. Pietà, Signore, di noi, stacci accanto. E poi il Triduo Pasquale. Qua so che dovrò più volte ricordarlo, ma non sono 3 messe, 3 liturgie, ma un'unica grande liturgia che abbraccia le ore della passione, morte e risurrezione di Cristo. Noi qui abbiamo la tradizione di celebrare questo triduo nelle ore in cui il Vangelo ci ricorda l'ultima cena, la passione di Cristo, la veglia pasquale. Occasioni grandi per noi, per ricordarci il senso della nostra vita. Auguro a tutti noi, lo ripeto, di cogliere questa profondità di questa settimana santa. Ci alziamo in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, da stesso sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, scesi dal cielo, e corpo dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo
Gesù, con la sua passione e morte, ha condiviso la fragilità della nostra esistenza. Per questo comprende intimamente la nostra preghiera. Insieme diciamo: per la tua passione ascoltaci, o Signore. Per la tua passione ascoltaci, o Signore. Signore, fa che tutti i cristiani vivano questa settimana santa con il proposito di rinvigorire la propria fede e diventare testimoni di speranza per coloro che vivono nella prova e nel dolore. Noi ti preghiamo. Per la tua passione raccoltaci, o Signore. Signore, fa che coloro che governano i popoli non si dimentichino mai di chi è condannato alla miseria ed è senza speranza. Noi ti preghiamo. Per la tua passione ascoltaci, Signore. Signore, sostieni i malati e incoraggia coloro che li assistono, perché ogni casa e ogni stanza di ospedale diventino luogo di luce e di speranza. Noi ti preghiamo. Per la tua passione ascoltaci, o Signore. Signore, fa che possiamo adoperarci per far fiorire la tua vita nuova in tutti gli ambienti in cui viviamo. Noi ti preghiamo. Per la tua passione ascoltaci. In un attimo di silenzio presentiamo la nostra personale preghiera. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo insieme, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre e Onnipotente. Il Signore riceva dalla tua mano questo sacrificio, Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia quest'unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
è veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto, proclamiamo insieme la tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede.
Mistero della fede. Padre, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, noi con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, Padre, anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Claudio e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Paolo II e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per ipsum con ipso et in ipso, estibi Deo Patri Onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, en divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ai nostri errori, ma alla fede della tua Chiesa. Dona la pace e gioia, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Per la Santa Comunione ci disponiamo in 3 file, una per navata.